Piano regolatore generale. Al comune di Raffadali si riparte. Lo strumento di pianificazione urbanistica, che ha subito una brusca frenata dal CRU, è ora pronto a muovere i suoi primi passi. Lo annuncia il sindaco Giacomo Di Benedetto. Ci siamo trovati con una situazione in cui c'è ancora il vecchio piano regolatore, quello che era stato elaborato è stato bocciato dal Comitato regionale urbanistica, per cui con una situazione che ci vede partire completamente da zero. Abbiamo predisposto le direttive per il nuovo PRG, sono state trasmesse al Presidente del Consiglio che proprio in questi giorni le hanno inoltrate a tutti i consiglieri. Vorremmo fare un incontro per vedere se ci sono idee, suggerimenti e poi, come dire, farlo vivere un poco tra le categorie produttive del Paese. Con incontri con gli artigiani, con i commercianti, con i professionisti, architetti, tecnici, in maniera da arricchire e mettere insieme un'idea di piano regolatore generale che sia frutto anche della convergenza di diverse riflessioni, diverse idee. Vogliamo farne una cosa realmente condivisa nel Paese. Consapevole dell'importanza che riveste il PRG sia in chiave urbanistica ma anche come volano per l'economia locale, il sindaco Di Benedetto assicura il suo massimo impegno affinché in tempi brevi finalmente il paese di Raffadali possa dotarsi di questo strumento. Io penso a tempi molto brevi, entro la metà di giugno dovrebbe andare in Consiglio Comunale per l'approvazione di queste direttive generali, che è il primo passo che ci porta verso il nuovo piano regolatore generale. I progettisti sono stati già individuati con l'incarico già dato da parte della giunta precedente, quindi consegneremo queste direttive ai progettisti che hanno, mi pare, 60 giorni di tempo per l'elaborazione della bozza di piano regolatore generale, che dovrà essere rivista dal Consiglio Comunale. Quindi un iter che parte dopo un lavoro preparatorio e che pensiamo di portare in porto in tempi brevi.